In occasione dell'Assemblea plenaria straordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un intervento sottolineando la gravità di quanto emerso dall'inchiesta in corso sul CSM e come questa stia minando l'autorevolezza dell'intero ordine giudiziario. Il saluto e gli auguri sono accompagnati da grande preoccupazione. Quel che è emerso nel corso di un'inchiesta giudiziaria ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile. Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l'autorevolezza non soltanto di questo Consiglio, ma anche per il prestigio e per l'autorevolezza dell'intero ordine giudiziario, la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica. Oggi si volta pagina nella vita del CSM, la prima di un percorso di cui non ci si può nascondere difficoltà e fatica di impegno, dimostrando la capacità di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione. Il Tribunale di Padova ha condannato a 2 anni ciascuno Lino e Rita Bottaro, i genitori di Eleonora, la minorenne che tra il 2015 e il 2016 si ammalò di una grave forma di leucemia e che decise di rifiutare la chemio. Eleonora trattò la malattia solo con vitamine e cortisone, come previsto dal metodo Hamer, teoria condivisa dai genitori e dalla ragazza. La cura non funzionò e la giovane morì. Secondo la PM Valeria Sanzari, Eleonora non avrebbe potuto costruire una propria libertà di scelta delle cure, in quanto sempre plagiata dalle convinzioni dei genitori. In occasione della Festa del Corpo, la Guardia di Finanza ha redatto un bilancio che considera il periodo tra il 1 gennaio 2018 e il 31 maggio 2019. In questo lasso di tempo sono stati scoperti 13.285 evasori totali, che hanno evaso complessivamente 3,4 miliardi di IVA. La Guardia di Finanza ha individuato 15.976 reati fiscali, soprattutto emissioni di fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento di scritture contabili. Sono state più di 18.000 le persone denunciate, delle quali 525 arrestate. I comportamenti illeciti da parte di poco più di 8.000 fra funzionari e dipendenti statali hanno causato un danno alle finanze dello Stato di circa 6 miliardi, mentre sono stati eseguiti sequestri per 107 milioni. Il traffico di animali alimenta un business criminale che vale 300 milioni di euro all'anno, con l'importazione illegale dall'estero e la rivendita sul mercato nero a prezzi moltiplicati, e quanto emerge da un'analisi di Coldiretti. Sono oltre 400.000, sottolinea l'associazione, i cani e i gatti vittime dei trafficanti e rivenduti a prezzi che oscillano tra i 60 e i 1.200 euro ad esemplare. Si tratta di uno dei fenomeni malavitosi a maggiore impatto sociale, visto che una casa italiana su 3, il 32%, ospita almeno uno o più animali da compagnia, che spesso diventano veri e propri componenti del nucleo familiare, per un totale di oltre 14 milioni di cani e gatti di tutte le razze, tagli ed età.